stasera presentiamo il libro di Antonello Loreto che è accanto a me e che ha il titolo La favola di Sid. È un libro dove c'è tutto, c'è l'amicizia, l'amore, i viaggi, non soltanto i viaggi, quelli nel mondo, quelli che noi si fanno con la macchina o con il treno, ma anche un viaggio all'interno di se stessi, o un viaggio rispetto alle persone che si hanno accanto. E poi anche proprio nella psicologia degli altri, quindi una cosa non sempre facile. Ci sono emozioni, gioie e delusioni di un giovane dei nostri giorni. Ha uno stile molto moderno, questa è una caratteristica che mi è piaciuta, perché di solito quando lo stile è moderno è uno stile non secco e incalzante come il tuo, ma povero. Invece anche soprattutto nei dialoghi c'è questa botta e risposta che ha sempre un suo filo conduttore, quindi è una cosa molto, molto bella. Però a fronte dei dialoghi, ce ne sono molti, ci sono anche momenti proprio di introspezione, di analisi del personaggio, quindi il personaggio viene proprio quasi tratteggiato, ed è anche un'altra cosa importante, perché spesso invece i romanzi di oggi tu arrivi alla fine e dici ma chi era questa persona di cui ho visto, diciamo, le vicende, gli sviluppi, ho sentito che parlava con se stesso e con gli altri, ma in realtà chi era? Invece il tuo personaggio viene proprio tratteggiato molto bene. E anche le parti, proprio i personaggi e le vicende sono ben delineate, e soprattutto la musica, poi ci dirai appunto la musica proprio fa da sottofondo, sembra quasi un libro musicale, quasi uno spartito. Il protagonista è veramente una specie, allora io l'avevo accomunato un pochino al giovane Werther o al giovane Holden, cioè questi personaggi che nel tempo, dal romanticismo ad oggi, hanno diciamo proprio caratterizzato i giovani, quindi con le loro frustrazioni, le loro incertezze, cioè il giovane è già così, e secondo me sfortunatamente più si sta andando avanti più queste cose si acuiscono. E anche i suoi turbamenti amorosi che poi vedremo, e si chiama Sid e lui si presenta così, una cosa che mi ha meravigliato: Sid, per gli amici Sid. Ecco, volevo chiederti perché questo soprannome che lui in realtà invece usa come nome, è un nome o un soprannome? Sid è un nome e un soprannome perché è fondamentalmente un tributo, nel senso che quando io ho deciso di scrivere questo libro l'ho fatto sulla base, diciamo, di pensieri abbastanza lunghi che vengono dall'adolescenza. La prima presentazione che ho fatto io l'ho fatta all'Aquila con una ragazza che Dove sei nato in realtà, nato, quindi esatto. proprio sei nato alle origini. Con una ragazza che ha fatto da moderatrice, che era una mia compagna di giochi al piazzale, e ci ricordavamo di quando andavamo giù con il radione al piazzale e sparavamo a 1000 watt la musica dei Pink Floyd, e non la musica dei Pink Floyd, quelli che si conoscono, diciamo, in maniera più diciamo quelli più famosi, ma la musica dei primi Pink Floyd, ossia quelli di Syd Barrett. Siccome io sono innamorato di questo personaggio un po' per lo stereotipo del musicista, diciamo così, un po' maledetto, però sono sempre stato innamorato dei testi delle canzoni di Syd Barrett, dei racconti fiabeschi più che dei testi di canzoni. E allora ho sempre immaginato di voler scrivere un libro nel quale il protagonista principale si chiamasse Sid. Quindi per questo il titolo La favola, fiabeschi in quanto favola di Sid. Esattamente, sì. Gli dice: ascolta Sid, non puoi fare mica così, cacchio, sono 2 ore che ti cerchiamo per tutta la ma chi era quella? Era Vera, ma siamo sicuri che era Vera? Te l'ho detto che batteva in modo strano. Rieccolo, ma vi siete messi d'accordo? Oggi ti prego, lasciami in pace. Vorrei, Sid, credimi, ma mi hai svegliato tu, anzi temo, spero, che mi abbia svegliato lei. Per carità, non pretendo che tu debba sentirti entusiasta di parlare con me, però fammi dire che mi hai tenuto nascosto per tantissimo tempo e forse potrebbe essere conveniente anche per te darmi ascolto. Ma io non ho voglia di complicarmi la vita, ma questa non è una cosa che mi riguarda, sarà Sua Maestà ragione a dire la sua. Io faccio soltanto il mio mestiere e adesso che mi fai finalmente parlare ho intenzione di farlo. Mi ci mancava cuore, e mai che la ragione intervenga quando serve. Io lo so benissimo cosa è successo, mica sono scemo fino a quel punto. Ed ecco, finalmente, ragione. D'accordo, arrivo, eccomi qua. Sono stata zitta finora perché ero interessata a capire qualcosa in più. Diamine, non posso sempre tenere tutto sotto controllo.
differenza di quell'altro laggiù, ho bisogno di un po' più di tempo per analizzare le cose e farmi un'idea, disse Ragione. Veramente questo battibecco è carinissimo. E poi adesso qui il battibecco, cioè soprattutto fra loro due, ma c'è anche con lui. Come ti è venuta questa idea veramente così carina, così originale? Io, guarda, ho letto nella mia vita credo di tutto. No, di tutto no, ho letto tantissimo. Una volta andavo non so, se qualcuno l'ha letta me lo dica, perché Ma diciamo che così è per far proprio fatta così, perché magari cose diverse in cui c'è sta la personalizzazione, sì. ma così il contrasto ironico. Ma allora, per la verità ho notato la sorpresa di tante persone che mi hanno detto questa cosa hai qui. visto? Io addirittura avevo pensato, diciamo, di aver scoperto quasi l'acqua calda, cioè nel senso che se uno parte, adesso senza voler fare lezioncine shock, però se uno parte dal mito greco, cioè amore e psiche, poi la letteratura moderna, Jane Austen, ragione e sentimento, poi il flusso di coscienza Però di sono, Joyce e di però sono Isbell. sempre cose mai ironiche, sono Sì, sempre sì, allora impostate diciamo, in maniera sì, razionale, ok, ok. capito? Questa invece è carina perché Diciamo che io fondamentalmente ho fatto lo sforzo, visto che non volevo perdere ritmo e volevo che la cosa insomma reggesse un pochino alla lettura, peraltro anche qui io non sarei ovviamente capace di scrivere un saggio sull'alternanza cuore-ragione, per cui ho dovuto cercare un espediente per far sì che dentro Sid ci fosse il ragionamento, la lotta fra il cuore che gli diceva di fare determinate cose e la ragione di farne altre. Allora, l'unico espediente narrativo, secondo me, logico che poteva venirmi in mente era quello di personalizzare queste due figure. Per cui li ho fatti diventare due personaggi del libro come se fossero degli amici birichini, birichini e meno birichini di Sid, che in qualche modo lo accompagnassero nel corso di questa vicenda che magari è raccontata con un ritmo leggero e diciamo appunto molto spesso sotto forma di battibecco, appunto per non renderla pesante, ma che comunque ha uno scenario sotto molto molto delicato, perché questa qui è una persona che a un certo punto si rende conto che da domani mattina mi cominciano a piacere le donne, non mi piacciono più gli uomini, e quindi che faccio? E mi innamoro o non mi innamoro, ci ragiono razionalmente o lascio andare il cuore. E quindi per raccontare questa cosa qui o tu la racconti in maniera diciamo metodica, fra virgolette un po' pesante e probabilmente anche un po' presuntuosa, oppure ti devi inventare qualche cosa, e allora io ho immaginato di prenderli due personaggi, quasi due macchiette,